con Saneh Dami, candidata sindaco di Farra di Soligo. Perché ti sei candidata a queste elezioni del 2024? Sì, mi sono candidata perché ritengo giusto e corretto per il territorio come il nostro quello di avere la possibilità di scegliere un'altra lista fatta di persone competenti che mettono a servizio le proprie competenze provenienti dalle loro realtà lavorative per mettersi a disposizione del territorio, perché in primis parlo a nome di tutti, amiamo tutti il territorio. 3 obiettivi da realizzare per la lista Farra Futura. Sì, ci sono degli obiettivi molto concreti della vita di tutti i giorni. Il primissimo è quello di ricostituire la Proloco a Farra di Soligo, che attualmente è stata commissariata, perché noi crediamo fermamente nell'associazionismo, nella cultura, nel mantenimento delle nostre tradizioni. E poi un altro punto importante per noi è il massimo supporto a tutte le società sportive del territorio, perché sono loro in prima linea a formare i nostri giovani e a portarli insomma ad un percorso di crescita e di sviluppo sano. E terzo punto è quello di essere a supporto delle famiglie, sia per quanto riguarda la gestione dei bimbi piccoli e insomma, dei giovani, anche nell'accompagnamento per i tragitti insomma, verso la scuola, e anche per quanto riguarda il sostegno alla genitorialità, e anche per quanto riguarda gli anziani e tutte le persone che hanno fragilità. Poi un'altra cosa molto importante è un progetto molto ambizioso che abbiamo già iniziato insomma, a muoverci con tutti gli enti con tutti gli enti, con l'ASL, con la Regione Veneto. Abbiamo iniziato a produrre un progetto che riguarda un campo dedicato totalmente all'atletica leggera, che sorgerà a Soligo, vicino all'area della Proloco, nel terreno che attualmente è di proprietà dell'ASL. E questo campo di atletica sarà uno dei pochissimi nel territorio, se non forse anche l'unico nel raggio di diversi chilometri, ad essere ad uso esclusivo dell'atletica, e sarà una novità del territorio e inizieremo dei dialoghi per poter avviare questo progetto che è già pronto assieme a tutte le amministrazioni del quartiere del Piave. Perché Farra di Soligo dovrebbe dare il voto alla lista Farra Futura? In primis perché siamo persone competenti, perché amiamo il territorio e perché abbiamo lavorato duramente, molto, giorno e notte, da mesi a queste progettualità, e mi sento veramente di dire che sono delle progettualità concrete, e quindi noi veramente ci mettiamo al servizio del territorio. Ci tengo anche a dire che noi teniamo che i cittadini sappiano che in ogni caso, comunque vada, noi se vinciamo vorremmo rappresentare tutti i cittadini, anche chi non ci voterà, perché per noi insomma è importante che un'amministrazione debba rappresentare tutti quanti ed essere la voce di tutti.